Noi ringraziamo ad iniziare tutti voi presenti che siete stati qui con noi questa sera ad ascoltare questa messa che per noi è nuova, l'abbiamo eseguita la prima volta qui per voi, mentre il coro di San Lorenzo ha avuto il piacere di esibirsi già in diverse occasioni, per cui per noi siamo tutti uniti in questa unica musica dove il compositore, maestro, possiamo chiamarli così, Gabriele Saro, è qui con noi e io chiederei un applauso a lui per averci regalato questa messa. Ovviamente sono doverosi ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno aiutato in questa occasione, ad iniziare anche dai parroci, Don Maurizio e Don Ugo, che sono qui presenti con noi, che ci hanno ospitato e ci hanno dato la possibilità di poterci esibire nella loro chiesa. Grazie inoltre alle persone che potete vedere intorno a noi che ci sostengono attraverso video e fotografie, per cui Odino Franco, Adriano Fecchio, il suo aiutante, che attraverso la scuola dell'UTE, della terza età, giusto dico bene? Dell'Uni3 di Cormons, dove Odino anche insegna scuola di fotografia, eccetera. Noi avremo anche dei video grazie a lui, per cui grazie molte per essere qui presente ed aiutarci. Ma io chiederei a Lucia e Marco se per cortesia possono nel frattempo prendere i nostri presenti che abbiamo lasciato per queste persone e io proseguo con il ringraziare, dopo loro, ma doveroso ringraziamento alle nostre due direttrici maestre, Lorella Grion e Raffaella Visita. Ed un grazie ovviamente di cuore ai musicisti che hanno accompagnato questa messa, per cui Fulvio Madotto, Giorgio Marcossi e Lorenzo Medea. Chiamerei in rappresentanza del coro di San Lorenzo anche la presidente, Raffaella Orza. Buonasera a tutti. Approfittavo del microfono per salutare tutti i presenti, per ringraziare dell'invito, ci ha fatto molto piacere venire. Come diceva Tiziano, abbiamo avuto la possibilità di cantare questa messa in occasione del patrono di San Lorenzo e quindi noi siamo stati molto contenti adesso di riproporre con voi i parinestri e cantarlo insieme. Quindi grazie di tutto, buonasera. Grazie a voi. E io chiederei anche un applauso però per il nostro Sandro Corazza che ci ha esposto così bellamente sul libretto la liturgia. Abbiamo con noi e con piacere è sempre presente con noi il sindaco Daniele Sargon, che inviterei a portare il suo saluto.
emozionante. E direi che il saluto di un sindaco oggi debba iniziare e concludersi con la parola emozionante. E quindi emozionante, ma anche complimenti, perché insomma complimenti a chi ha scritto, al maestro Saro, a chi ha sviluppato, pensato e poi presentato, preparato e donato questa messa cantata con questo percorso storico che avete presentato. Quindi complimenti per la tiratura, insomma, anche dell'idea e della presentazione, perché è evidente che insomma un pubblico cerca soprattutto sempre di più delle emozioni e delle storie e delle parti insomma che riescano ad accompagnare in uno spettacolo, seppur oggi stiamo parlando di una Santa Messa. Quindi complimenti per questa esibizione qui nella nostra chiesa parrocchiale, perché insomma è stata una serata. Forse, Don Ugo, permettimi, forse farò peccato, è la prima volta che avrei voluto che la messa fosse più lunga. Perdonami se... E poi complimenti perché avete citato e parlato più volte dell'emotività nel sentirla cantata in friulano. È evidente che oltre all'emozione e l'emotività personale è un motivo anche linguistico. Sappiamo che il friulano non è figlia, è una lingua riconosciuta a tutti gli effetti, e i motivi per cui è riconosciuta è perché non è figlia della lingua madre italiana, ma è figlia direttamente della lingua latina, e quindi i vocabili, molti vocaboli, il richiamo direttamente anche della lingua madre latina si trasforma poi nella zona sacra e nei testi sacri in un senso diretto ed emotivo appunto molto più forte. Ed è soprattutto un modo anche molto giusto, bello di portarlo avanti, soprattutto nelle liturgie e soprattutto anche nelle sante liturgie, quindi la nostra lingua madre è importantissimo che la continuiamo a portare avanti. Direi è cosa buona e giusta, ecco, visto dove ci troviamo. Quindi io vorrei sinceramente farvi ancora i complimenti, ringrazio anch'io Don Maurizio e Don Ugo, insomma, è stato molto bello anche vedere i due cori distanti pochi centinaia di metri in linea d'aria, oggi vederli insomma qui nella nostra chiesa, quindi grazie. Grazie al nostro sindaco. No, volevo ringraziare anch'io i maestri, quindi Lorella Grion, Raffaella Visentin, Giorgio Marcossi, Lorenzo Medeot e Fulvio Modotto, grazie. Lorella, oggi ti hanno fatto fare gli straordinari, ho visto che quindi una citazione a Lorella Grion per il doppio lavoro. Abbiamo il piacere di chiamare qui Gabriele Saro perché abbiamo un presente anche per te. Grazie. Da parte nostra un pensiero che riguarda le nostre pubblicazioni e i nostri momenti di vita e di attività. Grazie maestro. Grazie anche a Odino e a Adriano, abbiamo anche per voi, magari lo prendete dopo il pensierino, ok? Grazie mille. Maestra Lorella, cosa dici? Ci lasciamo con una preghiera da parte di tutti e due i cori.